Una valutazione sulla politica siciliana, ecco, tra meno di un mese, circa un mese si vota, come vede il panorama siciliano sprindellato un po' e verso questa corsa verso Musumeci, verso il centrodestra? Spero che i siciliani votino nel modo migliore, perché la Sicilia sta attraversando da troppo tempo una crisi dalla quale bisogna uscire. Quanti magniniani ci sono oggi nella politica? Ma sono dispersi in tanti campi. Significa che il nostro tempo è stato anche un tempo di esperienza comune e vorrei dire un tempo di apprendistato. Nella vita senza l'apprendistato poi non si fa nessun mestiere, no? Come valuta la posizione della Sicilia in questo momento, alla luce anche di questo governo che c'è stato, diciamo, 5 anni, governo Crocetta? La Sicilia è scesa o è salita rispetto anche alle altre regioni italiane? Mi pare che la Sicilia sia proprio il fanalino di coda. Noi abbiamo tutto il paese in difficoltà, però Lombardia, Veneto, Emilia Romagna camminano quando non corrono. La Sicilia corre all'indietro come il gambero. Una valutazione di Renzi. Renzi secondo lei nella politica italiana ha spaccato il PD, ha costretto l'articolo 1, secondo lei avrà un futuro politico Renzi o alle prossime elezioni, alla luce anche del flop del referendum, sarà un ricordo? No, non sono un mago, dico soltanto che Renzi sembrava carico di energia e di buona volontà. Intanto è andato giù. Berlusconi però sta prendendo in mano il futuro politico italiano, sembrava morto, invece sta riunendo il centrodestra e ci sono percentuali di probabilità che vincerà alle prossime elezioni nazionali. Ah, Berlusconi è una sorpresa, ha 7 vite, però anche lui ha la sua età. La legge nazionale che stanno facendo mi sembra che... Pessima, ecco, pessima. Le leggi elettorali devono dare a ciascun elettore lo stesso potere, il potere di eleggere i rappresentanti che concorrono a formare una maggioranza. E quindi una legge elettorale deve avere un impianto fondamentalmente proporzionale, senza premi di maggioranza deformanti. Se ottieni il 30% non sei il 50% più 1, quindi non sei maggioranza. Ecco, su questo Moro sarebbe stato intransigente. Queste leggi elettorali che nominano i deputati invece di farli eleggere dai cittadini, queste leggi elettorali che costruiscono le maggioranze solo perché hanno ottenuto le forze premiate un voto in più delle altre, rappresentano veramente una violazione del principio democratico. Una sua valutazione sui grillini, in un momento in cui andranno a Rimini e già hanno stabilito chi sarà il vincitore con una democrazia poco partecipata, se non attraverso questa manipolazione di internet. È una democrazia di tipo plebiscitaria, internet è una pura manipolazione, è stato scelto da Grillo e va bene così. I grillini sono un po' come i giovani del 68 e del 69, sui quali si appassionava la riflessione di Moro, ma devono trovare una caduta sul piano della regola democratica. Se i grillini non trovano questo, sono soltanto un movimento qualunquistico e difficilmente potranno rappresentare qualcosa di positivo per il Paese. Rappresenteranno un momento di rabbia, un momento di reazione, legittimo se diventa costruttivo, se non diventa costruttivo diventa distruttivo.